Noi tanti si inchita la sala prove di Palmegnove, di Palme, sede storica di dalla FVG, Friuli Venezia Giulia Orchestra. E quindi fa questo concerto dedicato a Zardini e io ho portato un quartetto. Alessio Zorato a suonare al contrabbasso, Luca Colussi alla batteria e una cantante istriane, bravissime, Alba Nacinovic, che canterà in Furlan. E dopo l'orchestra, no? L'orchestra al completo, quindi l'orchestra è una quarantina di elementi, quindi grande orchestra sinfonica. È stato un lavoro che vi condivido tantissimo e dopo condivido appunto una sensibilità che le ha da questo territorio qui, che questo territorio qui nos dà anche le possibilità di essere sul confine e quindi di capire veramente il linguaggio sta in differenza, perché è lì le priorità che vincono. Far rivivere un repertorio anche lontano dal team come che le Vilote, e se vi voglio di farlo con rispetto, comunque va in qualche maniera rivissuto. Ma che è la roba più bella in assoluto, anche perché secondo me il discorso anche dalle melodie che noi riproponiamo reclami subito l'ostarie, reclami subito la socialità. Alle, come chi lo definisce sempre, la Vilotte, come il chiant alpin, alle il blues nostri. Primavera è un tocco che non avevi mai sentito, l'hai chiamata un spartito, me lo so suonato, me lo so immaginato in tanta una tonalità cui diesi, se no cui bemoll, non lo sai perché, è una questione di colore. Arancione per me è il re, non sai, arancione giallo. E dopo hai modificato come il discorso armonico, lo hai ridotto un po' più flessibile. La caratteristica è appunto l'improvvisazione, anche che noi sviluppiamo sui talks anche dai momenti improvvisati. Si chiama di improvvisazione, si pensa sempre a un certo tipo di linguaggio, invece altri si improvvisano però coerentemente al tipo di linguaggio che si indoprano, che non è il jazz afroamericano, è una commistione che è tan vicina all'espressione di questo territorio qui.
facciamo non percorso, appunto facciamo qualche vilote, facciamo i tox di Zardini, facciamo i tox di Glauco e facciamo che stocca le lave di Zardini. E è un tocco un sofisticato. Al fase, sì, lì forse analizzando anche il tocco lì si può pensare che veramente anche Zardini era comunque un che aveva una sensibilità avendo colte a partire a fur. È un tocco operistica, come sì. Puccini. Ha un tocco veramente un lavoro articolato, che dopo noi abbiamo sviluppato, anche lo abbiamo forse anche cercato delle mani no? Sulla Iopui che altri. Sì, beh, ma lì tu dici che tu sei stato sperimentato. Tutto mi ha detto, ma sei tu sicuro che... No, ma io non capivi all'inizio, dopo hai capito. Provini, e che forse è un po' più sperimentale a livello armonico. Sì. Sì. Che ven subit la mame cultetin il passarin latit che la soffruto il bene vega il chiale alle finestrin sint caletti che sui veris suda brave Novai, mio biel voglin, speranza me. Il cur antic dall'ave, alle restracti bati di pati. L'ambicasi d'uteldi e non vai mai finir coi la sera e ogni dì, ogni stadio, ogni mancussi Signor, Signor, ascolta la mia preghiera indormidile, oh Signor, sospes Signore, Signore, dammi un solo re. Qualche giornata fa, ieri in Emilia-Romagna, un giornalista importante mi dice: ma dai, facciamo una roba, accompagnami al che vuoi chiacchierare di Bruno Pizzul. Grandissimo, immenso. E lui mi ha detto: no, se vieni di chiacchierare di Bruno Pizzul, tu hai suonami Steruti Salpini sotto. Perché Steruti Salpini sale il top furlan. Quindi anche al di fuori della nostra regione, no, Steruti Salpini sale veramente il top più importante e significativo. E Glauco ha fatto un'armonizzazione straordinaria, secondo me, e tu mi hai dato già materiale, tantissimo materiale per arrivare a svilupparlo anche orchestralmente. E i crowd che veramente Steruti Salpini sa di un dei talks che dopo forse più biede si alluta a livello di costruzione armonica. Sei tu vens che sulta cretis la che non mai soterat
Ciol su ciol, una stelluta, ieri qua della striva, tue daras, me bussa dute, ecco platile del ser, quan che c'è tu sei sole, vedi curto veis von me, mio spirito ti suole, io la stella si con te, mio spirito ti suole. Io e la stella Come stavi pensando al cande filologiche, anche, perché quella è un bielle fiet, Sì. che il chi tu l'ha scritto talmente tu, io non c'entri. Tu l'hai Sì, io fatto l'avevo per scritto- un concorso, No, no, all'era il chian de filologiche, perché avevamo fatto i 100 anni di filologiche, mi avevano domandato di fare un talk, allora dite di scrivere un talk, ma io dite, io chi appares che si chiama chi, che appunto, che dopo l'ho chiamato Furlanie, perché lei veramente elaborato, perché io ho cambiato anche le melodie all'inizio, noi ho fatto una melodia, infatti le prime volte che l'ho presentato, a che mi avevano commissionato, mi hanno detto, ma sei tu sicuro che tu hai fatto? Tipico Furlan. E invece secondo me, pur cambiare le melodie, alla mantenuta il suo sapore, dopo i vin mettute par centrale, anche una voce ritmiche che poi balcaniche che furlane, ma che sta anche per sottolineare appunto che la spiet che noi vin anche che sensibilità lì.
muy contenta ves que esclama. Dopo si finirà con le Steyr, no? La Steyr, tu vuoi definire? Sì, Steyr è Definire la che concetto. Steyr, sì. La Steyr che praticamente Steyr è la Stiria, c'entra la Stiria, è la stiriana, quindi ha di sé una specie di, no valzer, ci si chiama, che è il Puiland al valzer. Mazurka. La mazurka. E le mazurche slovene, austriache, Però le Steyr non le balling a mazurche, per esempio anche fanno le mazurche in Emilia Romagna, che è un'altra roba. Ecco, che chi le balla in tutt'altre maniere, perché di le Steyr, ma le Steyr si balla come une polche, mi dici, io non capisco. Sì, tirano sui peschi. Non mai capisco che le balling. Alle US, perché alle mitteleuropeo, infatti tanti musicologi che venivano in Friuli, anche talvolta a studiare i vilotti, tanti hanno scritto, specialmente uno di San Pietroburgo, un musicologo importante, sì, che è venuto anche qua, che per descrivere la nostra musica, la musica dei Furlans, è una musica tendoglie alla visione austriaca, specialmente Mozart, riguarda la melodia mozartiane. Sì, vero. È interessante. No, infatti anche il tema de Steyr l'hai citato anche in una sonata di Beethoven, no? Capisci? Che roba lì, sì, certo. sì. Sballa la Steyr con tumbia il party dal minis o canta sordi armoniche di tintine liron batti il taga ogni pirule fra il svonetà adesso cantulis fra il talpona adesso culis sul ciao sto pitinton.